Amici e amiche, si avvicina il periodo delle feste e molti di voi sicuramente si staranno preparando per la settimana bianca. Altri invece per l'ennesima settimana in bianco, perché ormai il sonno questo sconosciuto, ma noi non parliamo di insonnia, piuttosto parliamo di ciò che vi serve per partire. Vi servono vestiti nuovi, scarpe nuove, poi dove li mettete? Dentro una valigia, quindi una valigia nuova, siete giustificati all'acquisto e quindi vi porto da Ulisse, abbigliamento, calzature e accessori. Venite con me. Partiamo subito con la valigia e sopra troverete tante alternative per quanto riguarda il colore e il modello. Per me non ci sono dubbi, Samsonite. Per quanto riguarda le calzature sono disponibili tantissimi marchi leader nel settore, ma a me serve un paio di scarpe, quindi ho preso soltanto uno stivaletto nero giardini, classico e comodo anche per la pioggia. Uno solo, basta. Naomi, queste le porta in cassa? Ok ragazzi, lo ammetto, ho preso anche un paio di Laura Biagiotti, le Fornarina, le Buffalo, sono alla moda, mi servivano, un paio di Bottegalotti e le prima classe, però non fate puntigliosi pure voi, eh? Sì, grazie, portale in cassa. Vagando nel reparto abbigliamento mi sono innamorata di questa giacca in denim con pelliccia di Esprit e non ho potuto fare a meno di notare questo taillé grigio a quadretti. Mi serve un taillé grigio? No. È bello? Sì. Lo prendo? Ovvio. Ho approfittato della mia Fidelity Card per usufruire alla cassa del 10% di sconto in più, quindi oltre alle cose che mi servivano per il viaggio ho preso anche qualche pensierino di Natale, giusto 2 cosette un po' ingombranti. Problema, sono venuta in bicicletta ma ho chiamato i rinforzi. No, papà, il camioncino non lì, di fronte! Scusate, vado a aiutare papà. Papà?